Eder. Mech. Pallister. Caso Liliana Resinovic, il marito rompe il silenzio, mi sento sereno, ma sono sotto assedio. Nominati 2 nuovi consulenti della difesa. Dopo settimane di silenzio, Sebastiano Visintin torna a parlare pubblicamente, e lo fa con toni pacati ma risoluti. L'uomo, 63 anni, è attualmente indagato per l'omicidio della moglie Liliana Resinovic, scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta, in circostanze ancora tutte da chiarire. Il 5 gennaio successivo all'interno di 2 sacchi neri, nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, Visintin ha deciso di allontanarsi momentaneamente da Trieste per le festività pasquali e ha raggiunto la cittadina marchigiana di Fano, dove si reca abitualmente ogni anno. Sono in vacanza, ha spiegato, e sto cercando un po' di tranquillità. Mi sento sereno e continuo a camminare per la mia strada con la speranza che prima o poi venga fatta chiarezza. Ma la situazione che sto vivendo è davvero pesante. In un'intervista rilasciata al quotidiano Il Piccolo, Visintin ha raccontato il clima soffocante che, a suo dire, lo circonda da giorni. Ho le troupe televisive sotto casa anche di notte. Mi suonano il campanello, mi bussano alla porta, mi aspettano fuori. Mi riprendono mentre esco, mentre rientro. È un vero assedio. Ho persino realizzato un video che mostra chiaramente la folla di telecamere e giornalisti appostati davanti al mio portone. A mio avviso, aggiunge, questo non è giornalismo. Non c'è rispetto per la privacy, per la dignità delle persone. Una situazione è diventata così ingestibile da spingere i suoi avvocati, Alice e Paolo Bevilacqua, a valutare la possibilità di rivolgersi ai carabinieri qualora l'assedio mediatico non dovesse placarsi. Quello che sta subendo il nostro assistito, dichiarano i legali, è un accanimento fuori misura, che va ben oltre il diritto di cronaca. Se necessario, chiederemo l'intervento delle forze dell'ordine per tutelare la sua persona. Visintin è ancora profondamente scosso dalla perquisizione notturna avvenuta nella sua abitazione di via Verrocchio a Trieste. È successo tutto all'improvviso, racconta. Ho aperto la porta agli agenti e ho subito contattato il mio avvocato, che mi ha invitato a mantenere la calma. Non mi sono opposto in alcun modo, sono stato collaborativo e gli investigatori stessi mi hanno ringraziato. Non conoscevo nessuno di loro, erano volti nuovi. Ma 7 ore di perquisizione, nel cuore della notte, sono difficili da dimenticare. Non è stata affatto una bella esperienza. Durante la perquisizione, gli investigatori hanno sequestrato centinaia di coltelli, pare siano almeno 700, e strumenti da taglio, oltre a diversi indumenti, tra cui una maglia gialla e un paio di guanti arancioni, che l'uomo indossava proprio la mattina della scomparsa della moglie. Sul fronte giudiziario, la difesa di Visintin si muove su più livelli. Sebbene al momento non ci sia ancora una data fissata per la sua convocazione in procura da parte della PM Ilaria Iozzi, titolare del fascicolo. I legali Bevilacqua hanno depositato in procedura la nomina di 2 nuovi consulenti tecnici. Il primo è un'esperta di medicina forense, la dottoressa Noemi Procopio, ricercatrice che già in passato ha collaborato con la difesa. Nell'estate del 2023 fu accolta la richiesta di prelevare un frammento di tessuto dal corpo di Liliana per uno studio sul microbiota cadaverico, una tecnica innovativa capace, secondo gli esperti, di fornire indicazioni molto precise sul momento del decesso attraverso l'analisi di batteri, funghi, virus e protozoi che proliferano nei cadaveri. Il secondo consulente è un esperto informatico, chiamato ad analizzare con attenzione i dispositivi elettronici in uso a Visintin, fra cui PC, tablet e soprattutto la GoPro montata sulla bicicletta, che rappresentano un punto chiave dell'alibi dell'uomo. La mattina del 14 dicembre 2021, Visintin sostiene di aver effettuato un giro in bici filmato integralmente con la telecamera sportiva, che mostrerebbe la sua presenza lontano da casa nel momento della scomparsa della moglie. Ma proprio quei video, presentati come prova a favore, sono ora oggetto di accese polemiche. Alcune sequenze mostrerebbero anomalie nei tempi di percorrenza, incompatibili con una normale andatura in bicicletta. Tra il video 450 e il 451,
registrati in via Mazzini. Si percorrono 500 metri in 18 secondi, come se la bici viaggiasse a 100 all'ora. Nei video 455 e 456, in via Bonomea, sono stati coperti 800 metri in 13 secondi, una velocità di 250 km. Evidente che ci sia stata una manipolazione. Probabilmente per rimuovere qualcosa di compromettente. Il caso Resinovic continua a dividere l'opinione pubblica e a suscitare forti emozioni. Le domande sono ancora molte, così come le zone d'ombra. La nuova fase dell'inchiesta, con Sebastiano Visintin formalmente indagato, apre scenari inediti che potrebbero presto portare a nuovi sviluppi. Per ora, l'ex marito di Liliana si dice determinato a collaborare con la giustizia, fiducioso che la verità, qualunque essa sia, emergerà. Voglio che si faccia chiarezza, ha ribadito, per rispetto di Liliana e di tutte le persone che ci hanno voluto bene. Sebastiano Visintin per anni ha vissuto quasi in simbiosi con le giornaliste, tanto che in una conversazione privata con delle amiche arrivava ad affermare di andare addirittura oltre nel suo rapporto grazie alla fama che aveva raggiunto. Ma adesso si è stufato e non vuole più che i giornalisti sostino dalle sue parti ed è pronto a passare all'attacco, a denunciare, a chiamare la polizia. Ci vorrebbe un po' di coerenza naturalmente, però queste sono cose che possono anche succedere. Andiamo alla GoPro. Tempo fa avevo tirato fuori tramite i video della GoPro il video guida turistica in cui Sebastiano diceva la famosa frase "fantastica questo sentiero", e in quel caso avevo fatto notare dei rumori di sottofondo, ma ripeto ancora una volta per onestà che quei video non sono ripresi direttamente, ma fu la Marano in questura a registrare col suo telefono un iPad in cui veniva trasmesso il video guida turistica. Di conseguenza i rumori che si sentono sono provenienti dalla caserma e non dall'interno del video. Quindi il cavalletto e l'ok e la portiera che forse si chiudono in realtà sono rumori che circondavano la Marano mentre faceva l'audio. Oltretutto, come ben sappiamo, Liliana sarebbe sparita o morta prima del giro in GoPro, per cui io sono tendenzialmente portato a credere che il giro in GoPro ci sia stato. Forse è avvenuta qualche modifica all'interno del video, ma il video secondo me c'è stato perché realmente poteva comprendere un discorso più ampio degli spostamenti di Sebastiano reali che andavano fatti quella mattina, forse proprio connessi alla sparizione o comunque a quello che stava succedendo a Liliana. Quindi il giro in GoPro ritengo ci sia stato perché l'epilogo di Liliana avviene nelle ore precedenti, questo lo dice la Cattaneo. Di conseguenza tutto questo parlare sulla GoPro lo trovo eccessivo. Ricordiamo anche che sembrerebbe che un trasmettitore sia omonimo con un altro trasmettitore situato nella parte alta di Trieste, quindi ci potrebbe essere la possibilità che un'anomalia nella velocità di Sebastiano sia in realtà spiegabile. Ma passiamo invece a un'altra parte del discorso molto più interessante. Adesso si parla continuamente di sosia e sosia, ma la cosa stupenda è che le TV e chi parla di sosia non ha idea del perché possa esserci una sosia e del fatto che una sosia, per mettersi in ballo in una vicenda del genere rischiando l'ergastolo, debba avere un tornaconto notevole. Invece qui si è cercata una soluzione qualsiasi, una sosia a caso. Addirittura ho sentito che la sosia sarebbe anche la tipa della Wind, che tra l'altro secondo me non assomiglia minimamente a Liliana. Quindi le televisioni e tanti altri agiscono così tanto per trovare una sosia a caso. Ma se noi invece ci riflettiamo bene, la sosia noi tempo fa l'avevamo trovata proprio su questo canale ed era una persona che abitava dalle parti in cui avvenne l'avvistamento in zona Ospedale Maggiore. E poi abbiamo anche scoperto che era una fruttivendola e per chi ha seguito i miei video di un paio di mesi fa, addirittura abbiamo scoperto che conosceva Sebastiano e non solo, conosceva Pier Giorgio e che addirittura nei mesi antecedenti alla scomparsa di Liliana gestiva insieme a Pier Giorgio la Nuova Addolina, e noi abbiamo anche spesso ipotizzato che la morte di Liliana sia nata proprio per il problema che stava per portare alla chiusura della Nuova Addolina, o meglio, quando qualcuno ha pensato che Liliana fosse morta per ragioni economiche perché non voleva forse finanziare i debiti della Nuova Addolina, abbiamo pensato che ci potesse essere questo tipo di connessione. E allora, se c'era una persona in quel momento che guidava la Nuova Addolina, in questa ipotesi ecco che una sosia avrebbe avuto un movente effettivamente concreto. Però queste sono ipotesi completamente campate in aria a cui io nemmeno credo molto, però visto che tutte le TV parlano di sosia, andiamo a prospettare il quadro completo che connette una sosia alla morte di Liliana, per non fare come quelle persone che
prendono una persona di Trieste a caso, la collocano come sosia e la fanno così facile. Allora, ripetiamo, c'era al tempo una persona molto somigliante a Liliana, di cui vi feci vedere la foto, adesso ve la faccio rivedere, che conosceva Pier Giorgio e Sebastiano, hanno tantissime foto insieme, si può andare sulla pagina Facebook della Nuova Addolina, che gestiva proprio la sosia, e lì si trovano anche foto di lei. Ecco, questo motivo potrebbe essere connesso. E aggiungiamo una cosa scoperta stasera. Questa è la foto della sosia, figuratevi che l'altra volta quando l'avevo messa molta gente nei commenti aveva detto che non era una sosia ma era proprio Liliana, ma in realtà questa non è Liliana, ma è la sosia che conosce sia Pier Giorgio che Sebastiano. E qui ecco la sosia e anche Sebastiano insieme alla Nuova Addolina. Ricordiamo che Silvia sostiene che proprio poco prima di scomparire Liliana avrebbe dato 27.000 euro a Pier Giorgio per cercare di salvare questo ristorante. Naturalmente, ripetiamo, io non credo molto al discorso della sosia, quindi non vogliamo accusare nessuno, ma parliamo di curiosità e coincidenze. Allora vediamo qualche post della sosia di Liliana. 7 gennaio 2022. Adesso 3 gennaio 2022. Adesso 13 dicembre 2021, il giorno prima della scomparsa di Liliana, si parla addirittura di api, e le api e il miele sappiamo che sono tornate tante volte in questa storia. E adesso andiamo al 14 dicembre, proprio il giorno della scomparsa di Liliana, e ci sono 2 post molto interessanti. Questo è il primo, e qui sembra cercare un uomo coi soldi, cioè Sebastiano, perché in Italia poche persone possono permettersi di tenere 20.000 euro in casa. Il post incredibile della sosia di Liliana del 14 dicembre è il primo che pubblica in quella giornata, cioè proprio nella giornata in cui Liliana sparisce, la sosia pubblica questo post su Facebook. Un drammatico episodio di cronaca nera ha scosso il quartiere Sempione di Milano nella tarda mattinata di oggi. Un domestico filippino di 47 anni è stato trovato morto, strangolato, all'interno di un appartamento in via Losanna, al Civico 9. Il responsabile, un 28enne gambiano con precedenti penali, è stato arrestato sul posto dalla polizia dopo essere stato sorpreso dal proprietario dell'abitazione, rientrato durante la rapina. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l'episodio è avvenuto intorno alle 11:30 di domenica 20 aprile. Il proprietario dell'appartamento, un uomo italiano, è rientrato a casa e ha fatto una scoperta agghiacciante. Il suo domestico, un cittadino filippino regolarmente assunto, giaceva a terra senza vita. Accanto al corpo, un individuo, poi identificato come un 28enne originario del Gambia, era ancora intento a rovistare tra gli oggetti personali nell'appartamento. Con straordinario sangue freddo, il proprietario ha chiuso a chiave la porta d'ingresso, intrappolando il malvivente, e ha immediatamente allertato le forze dell'ordine tramite il 112. Gli agenti della squadra mobile di Milano, giunti rapidamente sul posto insieme al personale del 118, hanno arrestato il sospettato, che non ha opposto resistenza. I soccorritori hanno confermato il decesso del domestico, attribuendo la causa a un evidente strangolamento, come evidenziato dai segni sul collo della vittima. Il 28enne gambiano, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio, è stato condotto in questura e si trova ora in stato di fermo con l'accusa di omicidio e rapina aggravata. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica esatta dell'accaduto, ma l'ipotesi principale è che l'uomo si sia introdotto nell'appartamento con l'intento di rubare. Venendo sorpreso dal domestico, ne sarebbe scaturita una colluttazione, culminata con l'uccisione della vittima tramite strangolamento. Non è ancora chiaro se il sospettato abbia utilizzato un oggetto o le mani per compiere il gesto, né se l'omicidio fosse premeditato o un atto impulsivo dettato dal panico. La polizia sta analizzando le telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per chiarire come il 28enne sia riuscito a entrare nell'appartamento. Al momento, non emergono collegamenti tra il sospettato e la vittima o il proprietario dell'abitazione. La vittima, un uomo filippino di 47 anni, lavorava come domestico per il proprietario dell'appartamento ed era regolarmente assunto. Fonti vicine alla famiglia lo descrivono come una persona affidabile e dedita al lavoro,
conosciuta nel quartiere per la sua riservatezza e gentilezza. La comunità filippina di Milano, una delle più numerose in Italia, è sotto shock per la perdita, e si attendono iniziative per ricordare l'uomo e sostenere i suoi familiari. Il proprietario dell'appartamento, ancora scosso dall'accaduto, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche, ma avrebbe collaborato pienamente con le autorità, fornendo dettagli cruciali per l'arresto immediato del sospettato. La notizia, diffusa rapidamente attraverso i social media e i canali di informazione, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza a Milano, in particolare nei quartieri residenziali come Sempione. Considerati generalmente tranquilli, post su X, come quelli di Tagirra e Lombardia e Mediaset.com24, hanno riportato l'episodio in tempo reale, sottolineando la prontezza del proprietario e l'efficienza delle forze dell'ordine. L'omicidio si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla cronaca nera nella metropoli lombarda. Solo pochi mesi fa, il 16 ottobre 2024, un altro episodio violento aveva sconvolto la periferia sud di Milano, con un 37enne accoltellato a morte da un barista dopo un tentativo di furto di gratta e vinci. Più recentemente, il 4 gennaio 2025, un 28enne marocchino è stato trovato morto a Cisliano, in un caso legato al narcotraffico. Questi episodi alimentano la percezione di insicurezza, nonostante i dati ufficiali indichino un calo di alcuni reati contro il patrimonio. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio e rapina aggravata, coordinando le indagini affidate alla squadra mobile. Nei prossimi giorni, il 28enne sarà interrogato per chiarire le circostanze del delitto e le sue intenzioni. Fondamentale sarà l'autopsia sul corpo della vittima, che potrà confermare la dinamica dello strangolamento e fornire ulteriori dettagli sulle modalità dell'omicidio. Parallelamente, gli inquirenti stanno verificando il passato del sospettato per accertare eventuali collegamenti con altre attività criminali nella zona. La rapidità dell'arresto, reso possibile dall'intervento del proprietario, è stata lodata dalle autorità come un esempio di collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine. L'uccisione del domestico filippino in via Losanna rappresenta l'ennesima tragedia che colpisce Milano, evidenziando i rischi legati ai reati predatori anche in contesti domestici. La comunità attende ora giustizia per la vittima, mentre le indagini proseguono per fare piena luce su un episodio che ha sconvolto un intero quartiere. La vicenda, con il suo mix di violenza e casualità, rimarrà probabilmente impressa nella memoria della città, alimentando riflessioni sulla sicurezza e sulla convivenza urbana. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.